qui abbiamo il dottor Bettin e ha una domanda. Prego, dottor Bettin, per Alessandra Moretti. Sì, buonasera. Buonasera. Io volevo fare un discorso, diciamo, fare una domanda direttamente su quello che propone e pensa di realizzare per in particolare la soluzione dei problemi del rischio idraulico del Veneto. Dei 15 bacini che ha programmato la Regione Veneto, solo uno è in costruzione e uno partirà forse, speriamo, a breve, e cioè Caldogno in costruzione, Trissino, Tezze dovrebbe partire a breve. Diciamo che sono problemi soprattutto legati ai finanziamenti, pochi sono finanziati di queste opere, e anche alle progettazioni. Le progettazioni sono piuttosto indietro, anzi. Inoltre poi ci sono le cosiddette altre opere tipo l'idrovia di cui si è parlato prima, lo scolmatore Fossetta che è un'opera molto importante per Padova che è in costruzione, e altre sistemazioni che sono state fatte e che sono in corso di realizzazione, ma sono tutte piccoli tasselli. Il problema è i finanziamenti, come dicevo, ma soprattutto la concertazione, gli espropri, il riuscire a programmare e organizzare questo tipo di interventi che sono fondamentali per il territorio e che danno risposte effettive a quello che è la realtà. Forse la regia aveva una carta dei bacini che avevo dato prima, una carta regionale, eccola lì. Qui li vediamo, grazie alla regia. Eccola qua, grazie. E come vedete in rosso sono i due bacini che sono in corso di realizzazione, quello in alto di Caldogno e quello a sinistra di Tezze. Tutti gli altri li vedete gialli e verdi. E siamo veramente, qui stiamo parlando dell'area del Bacchiglione, dell'Alpone e del Chiampo, cioè le zone che hanno i più grossi problemi dal punto di vista idraulico. Questi poi problemi che vanno poi a riflettersi anche a Padova, perché il Bacchiglione poi influenza direttamente sul problema padovano. Quindi è proprio questo tipo di soluzione che bisogna programmare e pensare in maniera efficace. Finora si è andato molto a rilento. Le chiedevo quindi cosa intende e come intende realizzare queste soluzioni dei problemi. Grazie. Allora, grazie a lei. Intanto io quando parlo che per me la sicurezza è la priorità, intendo ovviamente sicurezza delle nostre città, ma soprattutto sicurezza dei cittadini, e la sicurezza, nell'ambito della sicurezza rientra certamente la sicurezza dal punto di vista ambientale e quindi la tutela del nostro ambiente, del nostro paesaggio contro una massiva cementificazione che vede il Veneto in una delle regioni più cementificate d'Italia, per esempio nel consumo di suolo. Ne abbiamo consumato troppo, basta, non possiamo più, e tutelare i nostri cittadini contro i dissesti. Allora, anche qui i bacini di laminazione e l'idrovia sono fondamentali per garantire che i nostri concittadini, che noi tutti, anch'io sono veneta, vivo in Veneto, non viviamo ogni giorno l'angoscia delle piogge, nel vedere i nostri fiumi che si inizia ad avvicinare il livello di guardia, superare i limiti e quindi il panico più totale. Allora io credo che noi dobbiamo realizzare più in fretta possibile tutti i bacini, e guardate, anche qui le risorse ci sono, perché la Regione Veneto dal 2007 al 2014 abbiamo 136,6 milioni di euro che giacciono nei cassetti della Regione e sono fondi per la tutela idrogeologica. Perché non si spendono questi fondi? Perché? Perché anche la Regione Veneto purtroppo è diventata un elefante burocratico, e quindi tra uffici e tra dirigenti e tra carrozzoni che devono assumersi la responsabilità, dove nessuno vuole assumersi la responsabilità di scegliere e di mettere una parola sicura, allora c'è il rallentamento. Guardate che quello che è successo in Liguria, dove i fondi c'erano ma non venivano spesi per ricorsi, controricorsi al TAR, decisioni, uffici amministrativi che non decidevano, è stato uno scandalo. Cioè noi si muore di burocrazia,
no? Rischiamo di morire di burocrazia e purtroppo anche la Regione Veneto è diventata troppo lenta, troppo farraginosa. Allora, da questo punto di vista la mia parola è sicura. La sicurezza viene prima di tutto e dobbiamo mettere in sicurezza il nostro territorio. Ci sono delle zone del Bellunese che stanno franando letteralmente. Allora, siccome noi viviamo in una delle terre più belle dell'Italia, fonte straordinaria di attrazione anche da parte di investimenti e da parte di turisti, beh, se non mettiamo in sicurezza il nostro territorio rischiamo davvero un danno enorme anche per l'economia oltre che per le persone e le famiglie.